Siciliano, si ricorda? Una volta le ho fatto l'intervista. Sì, buongiorno signori, buongiorno. Buongiorno a tutte quelle che ci Purtroppo no, per problemi tecnici. Noi diciamo che la cittadinanza di Marsala e contorno di Marsala e provincia di Marsala che ci ascoltano a quello che diciamo noi. Esatto, lei per ora è in televisione, per cui se ha voglia di dire qualcosa. Io che voglio dire? Io ho delle problemi. Che problemi c'ha? Guardi i telespettatori, lo faccia capire a loro. Che problemi c'ha? Delle problemi che c'ho io, a mia figlia. Oh, mi dispiace. Mi dispiace davvero. Che c'ho io, mia figlia che se n'è andata con Senegallese a Senecaglia. Addirittura. E purtroppo è successo questo caso che Saputtao, io lavoravo a casa, Saputtao, io lavoravo a figlia mia per dire la verità a provincia, era sistemata a provincia. Sì. Dopo che si sistema la provincia ci assegnarono 150 metri a litoranea a Trapani. Alla litoranea a Trapani. A Trapani, 150 metri. Passeggiava da ogni sera, portava belle soldi, stava a dire la verità. Quanto portava su per giù? Solo 350-400 euro ogni sera. Ah, buono. Guadagnava insomma. Guadagnava bene, non ci possiamo lamentare, nella nostra famiglia non ci potremo lamentare. Dopo successe il caso che ha a che fare con Senegallesi e se la portò a Senecaglia, sta figlia mia. E abbiamo passato i guai. Mi telefonavo dopo 2 anni che ha un biccerino. Sto biccerino che ha, se le ovire ti fa impazzire. Un biccerino bellissimo. Se lei indovina che è un vino, perché mia figlia bianca un latte, del Zambinne che aveva così. E purtroppo la figlia mia... Era formosa, diciamo. Formosa per chiamare, io chiamo Molto. Vinne. Esatto. Era Formosa. Formosa si dice? Sì, si dice. No, formosa. Ah, Formosa. Diciamo in curva. Ah, meglio ancora. Allora, per evitare, per essere mettiamo che figlio un toppasso in curva. Esatto. Perciò si portava a Senecaglia. Dopo 2 anni e mezzo, ha un biccerino, sta figlia mia, che se le indovino colore che viene. Un livro senegallese. So genero. Mia figlia bianca di un rambetto famoso, come dice lei, famoso. Formosa, no famoso. Ah, famoso. E dice, perciò, abbia che colore vino biccerino. Che colore è venuto? No, lei la va a dire. Ma io non lo so, non saprei. Sua figlia è bianca, abbiamo detto. Ma dice questo colore lei? Non lo so, mulatto? No. Viene bianco o nero biccerino. Juventino. Per questo allora lei è dispiaciuto, Mi giustamente. piace, piangiamo sempre, poi da se ne arrecambavo qua, vinne, papà veniamo, a pammagliare una nave, a Trapani, scendiamo perché da quando nasce un bicchiere c'erano sempre i cammelli, ci regalò un cammello, perciò quando ci regalò questo cammello, non la ma mettere dentro questo cammello. Allora, arrivavo, musica, cosa, quando c'è una nave, gli da un bicchiere in piazza, tutta la musica era appesa, tutte battute le mani, quando scendiamo. Quando portarono in casa, mia moglie ci cucciò con matto con questo cammello. E io non ci sapeva parlare, perché i 2 cammelli sono, quando ci parla in arabo. Certo. Io che sapevo parlare in arabo, perciò c'è una strada ci dice, Suso di cammello, io non capivo niente. Mia figlia mi disse, papà, se tu ci parli in siciliano non ti capisci niente completamente. Perché mio marito che è senegallese ci parla sempre in arabo. E io ci dico, Suso di cammello non si capisce mai. Ci ha parlato in italiano. E ci ha detto, sape come? Come? Come ci ha dire, su Camilla. Su cammello. Su cammello. E così si susio. Mamma va a chiamare. Vabbè, mi deve raccontare di quando lei ha usato, non lei, di quando sua moglie le ha messo le pillole del Viagra nella pasta. Questo mi deve raccontare perché so che insomma è successa. No, è successo perché c'è l'età. Sì, facciamolo sapere. In base all'età che ho io. Certo. Mia moglie aveva 58 anni, mi dice ogni tanto voglio passare un piacere. Piacere che lei sa, queste cose in una certa età succedono una volta ogni tanto. 2 o 3 mesi, ogni festa, certo. Natale, Capodanno. Logicamente uno si deve premunire. No, perché c'è 8 anni. In 8 anni non già faccio. Certo. Perché un tratto è vicino. E logicamente ha bisogno di uno stimolo. Mia moglie diceva, ma a fare una serata di festa. Una serata di festa. E io che ne sapevo, io mi vedevo la televisione e dice, ma tu fame hai? Ci sei un po' di fame là io. Dice, allora ti faccio 4 spaghetti. Dice, ma veniamo di fuori. Io pensavo di passare una serata bellissima. Ci sei, vai 4 spaghetti.
Perciò c'era giusto stamattina una partita e ora partita di pallone, sogno fogge. Certo, le piace Mi praticamente. piace partire di pallone. Giusto, mi vede da partita, mi dice la pasta è pronta. Io da con due pensieri, che stai a fare una serata bellissima, stiamo a diventare una serata. Piglia una pinnola che sarà Viagra. A Viagra come si chiama? Viagra. Ah, Viagra. Viagra. La pillola blu ci dicono. Ah, pinnola blu. Ma chi sarà Celeste? Celeste, Era più esatto. potente. Perciò a mise un piatto a mezzo spaghetti. Dicevo, come si mangia questa pasta? Appena passa un'ora. Succede cose turche. Si viene a cuica e facciamo festa. Signorina, festa veramente. Perciò io che sappia, mi vedi la televisione, ma ne cai un pochettino. E ti faccio la pasta da mangiaste, te ne chiamare supera. E io ci diceva, ora che pesce, ma per la partita. Poi affacciava il re, la pasta da mangiaste. Ci diceva, ora ma via. Picciotti, vai io, perché a mangiare la pasta in cucina e trovo tutti gli spaghetti messi nell'aria. Ma di mia, tutti questi spaghetti messi nell'aria. E da me si dice, perché non ti mangiavi prima. E da cosa chiamava pure. Quindi anzi a chianare da cosa? A chianare gli spaghetti. Poi mia moglie è molto più giovane di me. Certo. Lei quanti anni ha? E ho 64 anni. E sua moglie? Mia moglie è picciotta, 50 rotti anni. Ah, ragazzina allora, in confronto a lei. Si maritava un ritaito, Sì. anziano, ed era più picciotta. Allora se ne a Genozzi, via a Genozzi che passavamo una serata, lei un ciglierentamento, tutti a faccia d'Uceno, tutti, marito e moglie a faccia d'Uceno, tutti che siano a faccia d'Uceno, e i parenti miei tutti a mesciure, tutti rose. E io facendo questa mia, come a fare? Pigliai un mazzo di giornale e mi mise una valigia. Sì, giornali. Mi mise una valigia, arrivavamo a Palermo ai 4 Cande, un albergo di lusso. Mia moglie subito signor bagno si a lavare tutta e io, per dire la verità, sapendo le condizioni mie, per dire per le chiacchiere, No, non si preoccupi. Può succedere, non si preoccupi. e mi poi stavo leggere il giornale. Quando mia moglie signor bagno, io mi mise un letto matrimoniale, letto l'albergo. Logicamente, doveva essere un letto abbastanza bello, no? Mi mise Nuro. Addirittura, Perché pensava- come sua mamma l'ha fatto praticamente. Mi mise Nuro, mettendomi Nuro, mia moglie per arrivare e dice, già ti spugliate, già manco a doccia ti fai, noi mi mise in letto e mi coprì tutto il giornale. Mi disse mia moglie, perché sul giornale le supera? Perché il giornale le supera? Disse perché? Perché tu sai che il giornale una cosa di tanta fanno diventare tanta. Ma va a chiedere? Mia moglie mi ha capito. Certo. Perché dicendo mi dice, perché su storie estere dice, pure dopo storie, che il giornale le supera che tu non ci sai, il giornale sa che fanno. C'è a dire che tu ero professore. Quando si parla da professore e chi da Mi racconti questa del professore? Che è successo col professore? Sei professore, ci pensi? Ci pensa, sì. Lei sa perché quando c'è una femmina, c'è conto chi da vera, ma va a scusare lei. No, prego. Io faccio le meccatine. Sì, no, si vede. Viene una signora, bella signora giovane, solo le 35-40 anni, mi dice, sa, signor Domenico, dice, ho bisogno, dice, che segno a mezza strada, io 3 peccerine, mio marito dice malato, non può travagliare. Dice, io dice, un sacco più che fare, queste epoche tinte che avevamo, dice, tutte queste romene che levano travaglio, un sacco più che fare per mantenere la famiglia. Ci signora, a canne vengono tante persone, io la posso aiutare. Dice, buono, mi cerca questo un travaglio, una qualche signora, che si gente ricca, che se l'aiuto. Passa 15 anni e ebbe una bella signora, ci signora, non è che aveva bisogno di un lavoro che per una signora che viene di campagna e aveva bisogno di travagliare con l'accidente, dice là, io fai bene. Dice, proviamo, se sta signora promette io mi tengo per sempre, dice, perché io ho bisogno di una femmina ringia, Certo. una femmina italiana. Ci sei buono, perché se romene e cose, dice, anche avenne, anche cose ne viene, dice. Non so sempre, dice, a maggior parte ne vengono sempre. Certo. E cosa succede? Perché ride? Perché non posso ridere? Allora, la maggior parte ci pigliava questa cristiana ci diceva abbiamo nato per portare la cucina, se uno soggiorno, o detto no, ci portavo un salotto, o d'azione ci pulizia la camera.
Addirittura. A stanza letto. Ci si dice rosa, dice, gli altri dice, arrivano l'ultimo giorno, dice, un giorno di fare, poi devi 2 giorni di fare, a pulizzare a stanza letto. Perciò da picciotta, essendo innocente, di gente di campagna, pulizzavo letto, cangiavo letto, in modo che va per cangiare il letto, perché esce in cosa di plastica, che sono riumma, che usano per fare l'amore. Chi usano per fare? Per fare l'amore. Cosa riumma? Cosa riumma, di umma, di plastica, so. Lattice può essere? Uno sa, lattice si chiama. Ma per scusare che stiano a bugiare, che sai campagna, cameriera, signora venisse qua, signora venisse qua. Dice che è successo, che è successo? Dice, te la sto cucendo in terra, te la sto cucendo in terra. Dice che beriste? Una cosa dice che serve per fare l'amore. Dice, io l'amore con mio marito faccio, dice, ma non c'è per la peggio. Il professore è bella, professore. Va bene. Continuiamo con quella del professore? E poi basta. E poi basta, va bene. Allora, signore me, una bella giornata, signora buongiorno, una bella giornata, si sposano un professore con una di campagna, si sposano e se ne vanno a Vecchio Nozze, come sapete tutte. A Vecchio Nozze questa non è piaciuto mai di mai è piaciuto di abbiamo una giornata che ci rimane sala cucino, un viaggio cucino. Era praticamente illibata. Come? Illibata. Sana, va. Illibata. No, librata significa che chi a scuola? No, illibata significa sana. Sincera. Sincera, va. Ah, sincera. Certo. Capì? Librata che aiuta a scuola. No, illibata significa che sana. Ah, sana. Sana. Aspetta, già vero, non devo dire che si sanno chi si sanno, Esatto. ora non si sanno più. Perciò a chi si chiama su Potreno e si mise su Potreno a viaggiare, insomma il professore ci faceva assettate e non si voleva assettare, assettate e non si voleva assettare, arrivando dopo Campobello, venne Saleme, tutto piano, prima non c'era Gibellina, non c'era Gibellina, e c'era tutto Prato. Addirittura. E c'erano massari di pecore, vacche, non queste vacche e pecore, giusto, c'era lo scecco, a mezze vacche e pecore. Giusto, lo scecco aveva 5 pere in quel momento. 5 piedi. 5 pere. Possiamo immaginare l'altro piede qual era? Un pere quasi lo stesso pere di 4 pere, quasi paraggi. Perciò la signora, che era già si chiamava signora perché si era maritato, la signora attaccava a ridere, e insomma diceva assettate, e da ridere sempre. Dice, ma a dire perché ridere? E dice, dice perché si chiama Asenello, Certo. è giusto lo scecco in italiano? Almeno. Si chiama Asenello. Dice, stai pensando, se un Asenello l'ave tanta, tu che sei professore di scuola, quanto la vire? Bella questa è. Bene amici, abbiamo conosciuto il signor Domenico. Di dove è il signor Domenico? Di Marsala. Di Marsala, originale. Originale di Marsala. Sì, però non è possibile. Io ringrazio quelle ascoltatori che ci stanno ascoltando. Se non è una cosa piacevole, spegnete la televisione, signori miei. È piacevolissimo, davvero un tipo forte. Come? Ora che si vede a lui? Giovedì. Giovedì. Lei è? Come si chiama lei? Angela. E di dov'è? Marsala. Le posso fare una domanda, signora Angela? Qual è la cosa più strana che lei ha fatto nella sua vita? Una. Una sola. Una sola. A mia quando un maragno solito tenendo una reata. No, ci va a domandare a me con Maria Angela. A me con Maria Angela. Cos'è la cosa più leggera del mondo? La cosa più leggera del mondo. Amore. No. Niente. E che cos'è? Un velo? No. Che cos'è? Scusate ragazzi, vai di vinne. No, gioco, statevi giocando. Posso dirlo? Molto volgare? È il Borgale, lo posso dire? Borgale assai? Non è il Borgale assai. Vabbè, lo dica, lo dica. 50% è Borgale. Lo dica guardando i telespettatori. Ehi, signore miei, scusate, vai di vinne viaggio, non posso dire. Palla. Lo dica, dai, lo dica. Dico. Scusate, cittadini che mi ascoltate, a me signora Angela, è il cazzo che si alza col pensiero. Scusate per le parole pesanti che abbiamo detto. Ma Una buona giornata, un bel ascolto dei nostri. Io e la signora Angela, che voi ci avete ascoltato, un buon ascolto perché siamo due persone piacevoli. sono piacevolissimi, simpaticissimi. Certo, un po' strani addirittura, perché devono Scusate, essere parole strani. volgari, signore miei, sono ormai le dicono facilmente alla televisione davanti a qualsiasi bambino e cose, non c'è più difficoltà. Ok, ciao da Alberto, ciao dal signor. Ciao, dal signor Fiocca Domenico E dalla signora? Angela. da Marsala, Da Marsala, che svolge di donna. mercatine tutte le settimane in questa bella piazza di Strasalte, ringraziando il Strasaltara che ci vogliono in questa piazza, bellissima piazza, Ok. anche ci ascoltano tutti in tutti i contorni di Marsala a Trapani. Ok, ciao amici, a dopo.